sportivi e tifosi nuovo match, gli highlights di questa settimana sono gentilmente offerti da Saf Spa a sede a Valliona in via Casalin 3. Un grazie anche a Commit SRL con sede a Veggiano in via dell'Industria 23. E un grazie anche a Mediapack con sede a Montebello Vicentino, località Francazana 23. Vi lascio alle immagini del match. Siamo qui con Stefano Cesarano al debutto sulla panchina del Montecchio Maggiore dopo la squalifica. Raccontaci l'emozione di sedersi sulla panchina in Serie D. Allora, intanto grazie. Devo sicuramente iniziare con un ringraziamento verso la società, naturalmente, per avermi dato questa opportunità, in primis al presidente Romano Aleardi, poi anche naturalmente anche ad Antonio Mandato, che è stato lui a portarmi qua ancora 1 anno e mezzo fa, quindi voglio ringraziarli di cuore per questa opportunità che mi è stata data, insomma, ecco. Andiamo adesso alla partita. Un punto che potevano essere 3 se guardiamo le 2 grandi occasioni nel primo tempo, palo e traversa, la supremazia territoriale del primo tempo. Beh, sono assolutamente d'accordo con te. Devo dire che nelle ultime 2 partite noi abbiamo vinto con il Villavalle, che era la 4ª forza del campionato. Abbiamo pareggiato oggi con il Campodarsego, che è uno squadrone secondo me, e quindi insomma non posso che essere positivo. Ma positivo perché ho visto la squadra che è positiva. Ho visto una grande squadra in campo e sono veramente orgoglioso di allenare questa squadra qua. Perché oggi hanno fatto vedere oltre al gioco, hanno fatto vedere anche carattere, hanno fatto vedere cuore, hanno sofferto e quindi sono veramente contento soprattutto per loro. Hai riproposto la difesa a 4 che sta dando buoni frutti, l'abbiamo vista anche oggi, e tutti i ragazzi, come hai detto te, hanno dato il massimo. Peccato solo che non arrivano notizie proprio confortanti dagli altri campi, però come dico io mancano 9 partite, 27 punti in palio. Il Montecchio deve fare corsa su se stesso e poi guardare gli altri. E anche in questo caso sono assolutamente d'accordo con te. Ho sentito appena finita la partita che, come dire, bisognava vincere, è una partita da vincere, eccetera. Io dico sì, che si poteva anche vincere, ma queste partite qua a volte magari rischi anche di perderle. Quindi io guardo il lato positivo. Guardo il lato positivo del punto e della continuità e dell'impegno e del cuore che ha messo la squadra su questa partita qua. Adesso domenica prossima si va ad Este, un'altra squadra ostica e difficile, però Stefano, a mio avviso bisogna ripartire dalle prestazioni di queste 2 settimane per cercare di andare a giocare a viso aperto anche in un campo difficile come quello di oggi. Non c'è dubbio, noi dobbiamo fare più punti possibili ovunque, quindi non dobbiamo porci dei limiti con chi giochiamo, con chi non giochiamo, eccetera. Andiamo in campo la domenica per fare punti sempre e ovunque. Questo deve essere il nostro, come posso dire, il nostro comandamento.